Venezia Palermo, scontri tra tifoserie nella notte dopo la partita. Tafferugli sia al Tronchetto che a Piazzale Roma, un tifoso ferito da una bottigliata, danneggiato un pullman. Tragedia a Monticello, Conteotto nel Vicentino, 58enne esce di strada con l'auto, finisce in un campo, nulla da fare per il conducente, sbalzato fuori dal mezzo, l'uomo è morto sul colpo. Nuovo nubifragio nella notte in provincia di Treviso con allagamenti da San Biagio a Castelfranco, probabilmente la pioggia la causa di un grave incidente stradale a Riese Pio X. Stava lavorando nel giardino di casa a Tre Baseleghe quando è stato punto da una Vespa, 55enne muore per shock anafilattico. Incidente alle acciaierie venete dopo la morte dell'operaio moldavo. I sindaci di Padova e Cadoneghe chiedono al presidente Mattarella la cittadinanza onoraria per lui, moldavo, e per il collega romeno, ancora gravissimo. Biglietti farsi per oltre 8.000 euro li ha sequestrati la Guardia di Finanza di Padova ieri sera al concerto di Vasco Rossi. La sfida di Treviso, stasera puntata speciale di Ring dalle 21:15, l'ultimo confronto tra i 6 candidati alla guida del capoluogo della Marca. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri notiziari. In primo piano i tafferugli poco dopo la mezzanotte scoppiati a Venezia, a Piazzale Roma e al Tronchetto dopo la partita contro il Palermo, semifinale d'andata dei play-off appunto tra Venezia e Palermo, ma ci aggiorna in diretta al telefono Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Venezia. La partita tra gli arancione-nero-verdi e il Palermo si è conclusa con dei tafferugli tra tifosi avvenuti nella notte dopo la semifinale d'andata dei playoff di Serie B. Prima la tensione sarebbe salita nella zona del Tronchetto, dove tra l'altro si trovava l'autobus messo a disposizione da CTV per trasportare i tifosi del Palermo, e poi invece si sarebbe visto un secondo round a Piazzale Roma con tanto anche di danneggiamento del pullman. Ingente il dispiegamento di forze di polizia e carabinieri per tenere sotto controllo la situazione. Un tifoso sarebbe anche rimasto ferito dopo essersi preso una bottigliata che gli avrebbe causato un taglio. Sulla vicenda stanno indagando gli uomini della Digos di Venezia, visionando eventuali telecamere di sicurezza posizionate nel terminal automobilistico e anche eventuali altri filmati che sono stati raccolti dagli operatori in servizio di ordine pubblico, e una relazione sarà inviata anche in procura, mentre spetterà al questore Gagliardi, in base agli elementi raccolti, decidere se emettere eventuali provvedimenti di DASPO. Per quanto riguarda invece la partita, si è conclusa con il pareggio 1-1 e il sogno Serie A per quanto riguarda il Venezia è ancora vivo. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Ed in vista del match di ritorno della semifinale playoff di Serie B tra Venezia e Palermo, che si disputerà domenica prossima alle 18:30 nel capoluogo siciliano, è stata sospesa la vendita del settore ospiti. Lo fa sapere il sito ufficiale del Venezia Calcio, secondo cui la decisione temporanea sarebbe stata presa dalla questura di Palermo proprio dopo i tafferugli che si sono verificati nella notte in laguna tra tifosi arancio-nero-verdi e rosa-nero. Ma proseguiamo con la cronaca, perché purtroppo dobbiamo registrare un altro incidente mortale verificatosi sulle strade del Veneto. È accaduto ieri sera nel Vicentino a Monticello Conteotto. Sentiamo. Monticello Conteotto, carambola con l'auto nel vicino campo, 57enne di Due Ville perde la vita. La tragedia alle 18:50 quando Pierangelo Bedin con la sua Ford Fiesta nera, mentre percorreva via Villarossi proveniente dalla frazione di Vigardolo in direzione Povolaro, quando giunto all'altezza del civico 30 per causa ancora vaglio della polizia locale, cominciava a sbandare a destra e a sinistra, perdendo il controllo del mezzo e finendo poi per uscire di strada, saltando un fossato e finendo la sua corsa nel campo di Grano Turco. La Ford carabolava varie volte sul campo, sbalzando il conducente all'esterno che finiva rovinosamente a terra. A prestare i primi soccorsi e a chiamare il 118 due automobilisti di passaggio in quel momento. Nonostante il pronto intervento dei sanitari, il 57enne decedeva poco dopo. Sul posto per le operazioni, oltre alla polizia municipale, anche i vigili del fuoco per il recupero della vettura. E nuova ondata di maltempo nella Marca. Nella scorsa notte pioggia e vento hanno provocato, oltre a diversi allagamenti, anche un grave incidente. Sentiamo.
Versa in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco, la 27enne protagonista dell'incidente accaduto nelle prime ore di questa mattina e quasi sicuramente causato dalla nuova ondata di maltempo che ha imperversato sulla Marca. La giovane era alla guida della sua auto poco dopo la mezzanotte lungo via Kennedy a Vallà di Riese, quando per la pioggia torrenziale è uscita di strada schiantandosi all'interno di un fossato. Subito sono scattati i soccorsi dei vigili del fuoco e la 27enne è stata estratta dall'abitacolo e subito trasferita all'ospedale a causa dei vari traumi riportati nell'impatto. Vigili impegnati nel frattempo in diversi punti della Marca per via degli allagamenti che si sono ripetuti anche la scorsa notte. Oltre una trentina le chiamate lungo la fascia da Oderzo a Castelfranco, per strade, garage e scantinati inondati dall'acqua che canali e scoli non sono riusciti a far defluire. Nella mattinata di oggi la situazione è tornata alla normalità. Dramma nel Padovano, in una frazione di 3 baseleghe, un uomo è stato punto da una vespa ed è morto nel giardino di casa. Stava lavorando nel giardino di casa a Silvelle, frazione di 3 baseleghe, Giuseppe Mason, 55enne, quando è stato punto da una vespa. È andato a gettare il vetro nel contenitore dei rifiuti e poco dopo è sopraggiunto lo shock anafilattico fatale, causato, con tutta probabilità, dalla puntura di un insetto. L'uomo, molto noto nell'ambiente del ciclismo, non era sposato e al momento era solo in casa. A ritrovarlo un collega che non l'ha visto arrivare al lavoro. Sul posto un'ambulanza del SUEM e l'elisoccorso. Inutili però i tentativi di rianimare l'uomo. Torniamo ora a parlare, del gravissimo incidente che si è verificato alle acciaierie venete di Padova. Dopo la morte di Sergiu Todita, proclamate 2 ore di sciopero nelle aziende metalmeccaniche di Padova. Intanto i primi cittadini di Padova e Cadoneghe hanno scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere per lui, moldavo, e per il collega Marian Bratu, romeno, la cittadinanza italiana onoraria. Sentiamo. Cittadini e lavoratori onesti, Sergiu Todita, l'operaio moldavo delle acciaierie venete, morto mercoledì poco dopo la mezzanotte, e Marian Bratu, il collega romeno che ancora lotta per sopravvivere al centro grandi ustioni dell'ospedale di Padova. È datata 31 maggio la lettera di richiesta di cittadinanza italiana onoraria per loro, firmata dai segretari generali veneti di CGIL, CISL e UIL, da Sergio Giordani, sindaco di Padova, la città dove viveva Sergiu, e da Michele Schiavo, sindaco di Cadoneghe, dove abita Marian. Una cittadinanza che i 2 operai si sono conquistati con il lavoro. Sconvolti i compagni delle acciaierie venete, gli occhi di chi ha sfilato mestamente davanti ai cancelli di Riviera Francia parlano da soli. Sotto gli schizzi di acciaio bollente di quella siviera che si è staccata nella mattinata del 13 maggio potevano esserci loro. Affranta la famiglia di Sergiu Todita, che in queste ore sta organizzando l'ultimo saluto a un padre e marito affettuoso. Intanto sul fronte giudiziario ai 7 indagati la procura di Padova ha contestato l'accusa di omicidio colposo. Nel pomeriggio di ieri però una svolta. Lo stabilimento delle acciaierie è stato dissequestrato e restituito all'azienda. Il lavoro dopo il 13 maggio può riprendere. Agenti con passamontagna e mitra in zona Fondaco dei Tedeschi, a pochi metri dal ponte di Rialto a Venezia. Si è trattato di un'esercitazione di sicurezza che ha attirato questa mattina l'attenzione di diversi passanti e turisti che si sono chiesti cosa stesse accadendo. In breve tempo si è allargata a macchia d'olio la voce di una possibile retata in corso. C'erano diversi agenti che spuntavano dalle cali, racconta un testimone che ha assistito alla scena, armati e a volto coperto. La questura, interpellata, ha spiegato che non c'era alcun allarme in corso, bensì si trattava di un'operazione coordinata per testare la macchina della sicurezza in caso di emergenze. Un tantam dunque che si era diffuso molto velocemente questa mattina a Venezia, come quello che si è diffuso altrettanto velocemente sui social ieri a Dosson di Casier. Una coppia fotografa i bimbi, allarme, rapimento è accaduto appunto ieri. Sentiamo. Un messaggio via WhatsApp che ha raggiunto in poco tempo le mamme di Casier. Una coppia a bordo di una macchina sarebbe stata annotata proprio vicino al parco di via Vecelio a Dossone, poi davanti alla scuola elementare.
L'uomo avrebbe fotografato dei bimbi, addirittura avvicinato un piccolo. In sostanza pare che ci sia questa Jaguar nera che giri, ieri l'hanno visto appunto, è successo all'amicizia di Greta in via Piave a Casier, è stato avvicinato da questa coppia, lui ha 50-60 anni, dicono, carnagione scura, lei una ventina ed è mulata, e hanno cercato di caricarlo in macchina. Immediatamente questo ha scatenato una vera e propria psicosi, non solo, ma ha cominciato a circolare anche la foto della vettura ritenuta l'auto della coppia sospetta. Ovviamente, se qualcuno dovesse riconoscere la propria auto e nulla c'entra con questa storia, contatti subito le forze dell'ordine per tranquillizzare le mamme. Questa mattina abbiamo girato ad Osson, dove tutti sapevano, tutti avevano sentito e tutti o quasi avevano nel cellulare il messaggio. Ho ricevuto una segnalazione su WhatsApp. Che diceva? Che gira una macchina che avvicina i bambini e di stare attenti. Davanti alla scuola la paura è palpabile, anche perché qualcuno dice l'auto è stata vista anche qui quando uscivano i piccoli. Come l'ha saputo allora? Una mamma mi ha mandato il messaggio con WhatsApp, proprio il messaggino di stare attenti, le iniziali appunto dell'auto, e praticamente se si vede di chiamare le forze dell'ordine. Sì. C'è paura, è venuto anche a prendere sua figlia, ha detto. Sì, apposta, anche se è un po' grande, ma c'ho anche l'altra piccola che vado al parco e lei ogni tanto va un po' più lontano, ho preso veramente paura e devo stare attenta. Non solo, ma la stessa direttrice della scuola Vittoria ha deciso di chiudere i cancelli, poi ha postato una segnalazione chiedendo ai genitori di stare attenti. Anche ai carabinieri è arrivata la segnalazione e qualche chiamata, così questa mattina la zona è stata perlustrata alla ricerca della macchina e di qualche conferma. Per ora della coppia e della vettura non vi è traccia, se qualcuno avesse informazioni è invitato a segnalarlo immediatamente alle forze dell'ordine. Poco più di 8.400 euro, questo è il valore dei biglietti falsi sequestrati ieri sera al concerto di Vasco Rossi allo Stadio Euganeo di Padova, a cui hanno partecipato 45.000 persone, biglietti sequestrati dalla Guardia di Finanza. I militari hanno infatti trovato 26 persone che avevano comprato in totale 66 biglietti per il concerto sui siti internet non autorizzati e quindi non validi. I militari si sono limitati a prendere le denunce ed identificare i truffati per poi riaccompagnarli ai tornelli. Alcuni dei fan sono però comunque stati fatti passare e hanno potuto assistere al concerto. Sequestrati anche 745 prodotti di merchandising contraffatti e 334 grammi di marijuana. Ultimi giorni di scuola in Veneto e già si pensa agli esami, in particolare a quello di maturità, che quest'anno vedrà tutti i computer delle scuole superiori oscurati per impedire agli studenti di copiare dal web. Sentiamo. Reti informatiche interrotte, wifi disturbati, insomma internet oscurato nelle scuole venete. Non è un episodio di guerra informatica, ma la direttiva dell'ufficio scolastico regionale per i prossimi esami di maturità, che di fatto consiste nella chiusura delle reti informatiche degli istituti superiori, oltre al ritiro di tutti i cellulari dei maturanti durante le prove scritte. Esami che inizieranno lunedì 18 giugno, mentre l'ultima prova scritta si terrà il 22 giugno e che coinvolgeranno 39.000 veneti. Secondo la circolare, l'intento è di isolare completamente le aule dove si terranno le prove per impedire ogni tipo di aiuto da internet. Quindi tutto spento, ma non solo. In qualche istituto si sta già pensando ad una sorta di trasmissione di disturbo del segnale wifi per impedire che qualche studente particolarmente esperto si agganci a reti esterne. Insomma, una vera e propria lotta alla tecnologia informatica per poter misurare il reale grado di conoscenza dei candidati senza il supporto di Wikipedia. E sfida nella sfida, non ci sarà una disattivazione completa delle scuole da internet. L'unico collegamento che rimarrà attivo sarà quello del preside e dei suoi referenti nelle sedi staccate, da dove arriveranno nella mattinata del 18 le tracce per le diverse prove scritte. Accanto alla tecnologia sempre più sofisticata, la nostra scuola però continua a confrontarsi con i problemi di sempre, ad iniziare dalla formazione delle commissioni, che quest'anno in Veneto sfioreranno quota 1000. Insomma, una vera e propria lotta alla tecnologia informatica per poter misurare il reale grado di conoscenza dei candidati senza il supporto di Wikipedia. E sfida nella sfida, non ci sarà una disattivazione completa delle scuole da internet. L'unico collegamento che rimarrà attivo sarà quello del preside e dei suoi referenti nelle sedi staccate, da dove arriveranno nella mattinata del 18 le tracce per le diverse prove scritte.
Accanto alla tecnologia sempre più sofisticata, la nostra scuola però continua a confrontarsi con i problemi di sempre, ad iniziare dalla formazione delle commissioni, che quest'anno in Veneto sfioreranno quota 1000. 86enne multata dai vigili di Spinea per non avere messo al guinzaglio la sua cagnolina, anziana, semicieca e quasi incapace di camminare. Sentiamo. Mi hanno dato 100 euro di multa perché questa cagnetta non era al guinzaglio. 100 euro. Multata perché la sua cagnolina era senza guinzaglio. Lo prevede il regolamento, le è stato detto, ma in questo caso il vigile in questione ha sottovalutato alcuni aspetti. Diana è una pechinese di 14 anni, è quasi cieca e per muoversi si trascina. Non cammina, è quasi cieca e un vigile molto... ha detto: signora, non ha il guinzaglio, ma non vede, dico che non può neanche camminare. E mi ha dato 100 euro di multa. La signora Virginia, 86 anni, era nel parco a pochi passi dalla sua abitazione in via Pascoli a Spinea e racconta di essere stata seguita dal vigile fino al cancello di casa, dove fuori c'era ancora la cagnolina, tanto era determinato a multarla. Mio marito ha scritto al sindaco, il sindaco è d'accordo con noi che non è giusto pagare, insomma, questa cifra così assurda e anche tanti soldi. Non mi sembra giusto per una bestiolina così malata. Bisogna avere il guinzaglio e io il guinzaglio non lo uso mai perché vede, è proprio una cagnolina proprio malata perché ha 14 anni, non si regge nelle gambe e mi sembra proprio una cattiveria, ecco. Diana fatica talmente a muoversi che la sua padrona le ha creato un carrellino per non rinchiuderla in casa e poter fare i loro giretti come negli ultimi 14 anni. L'ho pensato io, siccome che il parco è qua vicino, e l'ho fatto io questo, vedi, con la cestina, vedi, il carrello della spesa, il cestino di vimini, è tanto qua vicino il parco, vedi, e questo è il suo trasportino, che la porto al parco perché vede, proprio non si regge nelle gambe. Non resta che attendere la risposta del sindaco Checchin, che si spera arrivi prima della scadenza dei 60 giorni, tempo utile per pagare la multa. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo a Marghera oggi con una notizia attesa da tempo, cioè il progetto definitivo di ristrutturazione di chiesa campanile e obitorio all'interno del cimitero. Grazie a fondi nazionali abbiamo potuto mettere in programma l'intervento al cimitero in modo da completare il lavoro che è in corso da tempo ma che appunto aveva bisogno di un rifinanziamento. Sono interventi attesi da tempo e per fortuna ormai ci siamo. È arrivato il via libera al progetto di ristrutturazione nel cimitero di Marghera della chiesa, del campanile e dei manufatti limitrofi. Una decisione presa dalla Giunta su proposta dell'assessore Zaccariotto anche alla luce di un sopralluogo del sindaco Brugnaro lo scorso agosto. 199.000 euro per risolvere situazioni che da anni rendono inagibili le strutture. Per quanto riguarda la chiesa si procederà con interventi delle parti cementizie e della copertura che presenta infiltrazioni d'acqua. Saranno sostituite le vetrate e i telai che le ancorano alle colonne in cemento. Per quanto riguarda il campanile, che presenta in alcuni punti lo sgretolamento e il distacco del rivestimento e infiltrazioni dal tetto, si procederà invece con la sostituzione della guaina di copertura e la realizzazione di un cappotto sulle pareti, rifinito con intonaco plastico. Interventi anche sull'obitorio. Un segnale importante di attenzione per Marghera e i suoi cittadini, ma non solo. Grazie al bando periferie poi sono stati stanziati dei fondi anche per Forte Tron, oltre che per gli altri forti, quindi insomma sono degli interventi che è bene sottolineare perché sono importanti. Ed ora alla pagina degli spettacoli andiamo a Bassano dove Young Signorino non canterà, sentiamo il perché. Io ho chiesto agli organizzatori di evitare questa partecipazione, lo hanno compreso e mi hanno garantito che quindi non ci sarà questa partecipazione. Young Signorino non canterà.
Per lui l'avventura Canora-Bassano finisce ancora prima di cominciare. Il sindaco smentisce di fatto l'assessore Cunico, che di fronte alle richieste di fermare questa esibizione aveva parlato addirittura di censura inaccettabile. Ora la richiesta di stoppare il concerto, se così si può definire, è arrivata dal suo diretto superiore. La scelta che ho fatto è stata partire da un livello di qualità, perché anche la contestazione, anche la trasgressione può essere fatta in maniera artificiosa, ad arte, per ottenere delle visualizzazioni sul web, o può essere fatta in maniera genuina e artisticamente con livelli di qualità elevati, come moltissime rock star o pop star hanno sempre fatto. Non nego che in giunta ci sono state anche riflessioni non perfettamente allineate con le mie, ma alla fine la decisione la prendo ovviamente io. Bene ha fatto il sindaco. Dolce droga oppure sono il figlio di Satana sono concetti che non potevano passare, soprattutto se di fronte ci sono dei ragazzi facilmente suggestionabili. Difendere la decisione di portare sul palco Young Signorino è apparsa da subito fuori luogo. La buona musica è un altro discorso secondo molti. Come dice il sindaco, ci sono provocazioni genuine e in alcuni casi costruttive e altre invece che non portano da nessuna parte. Il Parco Catene di Marghera è pronto per accogliere la terza edizione di Uguale Days, 3 giorni di festa dall'8 al 10 di giugno dedicati al tema della disabilità. L'inclusione sociale è l'obiettivo attorno al quale dall'8 al 10 giugno nel nuovo Parco Catene di Marghera si dipaneranno eventi sportivi, musica e mercatini. La gioia e la determinazione, il motore di Uguale Days, la 3 giorni dedicata al tema della disabilità, all'abbattimento delle barriere fisiche di pregiudizio e alla valorizzazione del territorio. Il gruppo di lavoro è compatto e può fare affidamento su una pattuglia numerosa di volontari, almeno un centinaio, spalmati sui 3 giorni di festa. Si accumula esperienza, si accumulano contatti che ci hanno permesso tutti insieme di creare un Uguale Days sempre più grande. L'obiettivo è coinvolgere sempre più ragazzi. Uguale Days aprirà i battenti venerdì alle 16 con un DJ set, mentre attesissima è la cerimonia inaugurale con una esibizione di wheelchair dance, danza in carrozzina. Sabato dalle 15 il via alle attività sportive, al mercatino, e dalle 19 musica e cabaret. Fra gli ospiti i Rumatera e Caffè Sconcerto. Per domenica sul palco è atteso Frankie High Energy, accompagnato da altri esponenti del rap nazionale, per uno spettacolo straordinario di chiusura dell'evento che quest'anno aiuterà l'IPD di Venezia, i Treviso Bulls, Orizzonte Autonomia Onlus e il gruppo di wheelchair della Polisportiva Terraglio. Il progetto piace perché è un modo di fare volontariato diverso perché la base deve esserci sempre il sorriso e la gioia di fare qualcosa, non deve essere mai imposto. Apriamo le porte. Hanno investito nell'evento ADMO e Avis perché è importante lanciare il messaggio delle donazioni ai giovani. Entusiasmo dall'amministrazione comunale. E loro hanno la capacità di mettersi a supporto del mondo del volontariato e questo li contraddistingue rispetto a altre realtà e riescono a offrire il loro approccio giovane, quindi sulla comunicazione, sui social, su internet, riescono a fare cose che il mondo del volontariato, alle volte quello classico, non riesce a fare in tempi veloci. Sono fondamentali e noi come Venezia non possiamo che ringraziarli. E siamo al termine di questa edizione, tra pochissimo torna ore 13, l'appuntamento del giovedì con la CGIL, ospiti in studio Pierluigi Cacco, amministratore delegato di Servizi Treviso SRL, Giuliana Maffei e Graziano Basso, responsabili fiscali della Servizi Treviso SRL. Si parlerà naturalmente di tasse e di scadenze fiscali. E poi questa sera appuntamento con 20:10 con il nostro direttore Luigi Baccialli ed il professor Stefano Zecchi. Ed ancora torna una puntata speciale di Ring, questa sera alle 21:15, l'ultimo match, l'ultimo confronto tra i 6 sfidanti del comune più atteso al voto nella Marca. Stasera alle 21:15 appunto una puntata speciale di Ring nella quale si troveranno faccia a faccia Giovanni Manildo, Mario Conte, Domenico Losappio, Said Ciaibi, Maristella Caldato e Carla Condurso, i candidati sindaco di Treviso. Un round per ogni
tema caldo della campagna elettorale, dalla sicurezza all'aeroporto, dal commercio al turismo, partendo dalle polemiche per gli allagamenti delle scorse ore, puntata da non perdere quindi questa sera a partire dalle 21:15. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri notiziari, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle nostre previsioni del tempo, buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni, vediamo il dettaglio di giovedì 7 giugno. Sul Veneto al mattino qualche piovasco solamente sui rilievi. Dal pomeriggio aumenteranno le nubi ovunque con temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 16 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 21 e 27 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, qualche spazio soleggiato in più al mattino, poi col passare delle ore deciso peggioramento con rovesci possibili un po' su tutti i settori della nostra regione. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 20 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 23 e 26 gradi. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, che sarà del tutto simile. Sarà infatti buono al mattino, poi nelle ore pomeridiane si accenderà l'instabilità con rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' ovunque. Temperature minime intorno ai 15 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 25 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.